Se ne va un'icona del cinema, la musa di Fellini, una donna e attrice di grande talento. Il suo sorriso e il suo entusiasmo resteranno a perenne ricordo. Sandra Milo avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 11 marzo. Salvatrice Elena Greco, questo il suo vero nome, era nata a Tunisi. La ricordano tutti come una donna meravigliosa. Laura Pausini ha annunciato che dedicherà a lei questa sera il concerto di Barcellona. Tra gli ultimi impegni di Sandra Milo, il programma televisivo Quelle brave ragazze con Mara Maionchi e Orietta Berti. Ed è su questo che l'avevamo intervistata l'estate scorsa nella Valle dei Templi. Signora Milo, da Sky all'Estoai, benvenuta ad Agrigento. Beh, è meraviglioso qua. Io sono sempre molto contenta di venire in Sicilia, non solo perché sono di origine siciliana, ma perché io siciliana mi sento. Quando arrivo qua, no? Già sull'aereo, comincio a vedere questa bellissima terra e sento qualcosa nel sangue, non lo so perché, sono quelle cose difficili da spiegare. È l'istinto, non lo so, però è meraviglioso, ecco. Le brave ragazze, è stata l'esperienza che lei desiderava? Beh, è stata una bellissima esperienza nella mia vita. Ho fatto tante cose, tanti ruoli, tanto. Era la prima volta che facevo, come dire, me stessa, no? E che facevo una vacanza ripresa dalle telecamere. Una vacanza piacevole, non sapevamo mai dove andavamo, però era sempre tutto organizzato, perché le vacanze sono faticose da organizzare poi, è vero? Con Maionchi e Orietta Berti, è stato bello starci. Bellissimo, sono due donne fantastiche, guardi, veramente, tutte e due, così diverse, poi anche diverse, ma poi anche simili nelle cose fondamentali, no? La fedeltà al marito, all'unico uomo della loro vita, la coerenza, tante cose che proprio le assimilano. E poi, e poi sono due donne estremamente generose, di grande intelligenza, la capacità di comprendere anche le cose più difficili, più veramente fantastiche. A marzo saranno 90 le candeline da spegnere. Lei non fuma e non beve, e questo è uno dei segreti della sua... E non si droga, ecco. Sono questi i motivi della sua energia. Penso che l'energia abbia origini spirituali, perché l'energia è anche la volontà, e quindi la volontà uno la attinge dal proprio spirito, no? Dalla propria anima, è indipendente dalla forza fisica. Poi, e quindi, e poi la mancanza di dipendenze, cioè io non amo dipendere da niente, salvo la famiglia, i figli, da loro anche schiava, ecco. Ecco, parliamo di amori. Fellini è stato un grande amore della sua vita. È stato ed è ancora l'amore più grande della mia vita, insuperabile, una storia fantastica perché, come dire, ha superato i limiti della normalità, di un amore come lo si intende normalmente, no? È stato qualcosa di più, di così forte, di così trascendentale, di così... Cioè, è difficile trovare delle parole per definire un amore così. Comunque sono stata molto fortunata perché ho conosciuto un tipo d'amore pazzesco, pazzesco, che non mi passa. Ma sai che cos'è la cosa bella di questo amore anche? Che non ha malinconie, non ha... perché mi è rimasta la gioia nel cuore, la luce dell'amore, non mi sento sola, anche l'allegria dell'amore, e quindi mi ritengo molto fortunata. D'altronde è un amore giovanile, a 17 anni. Sì, 17 anni, beh, insomma, è durato un bel po'. Poi un giorno è finito perché, perché l'ho finito io, l'ho voluto chiudere io, perché io l'ho amato per tanti anni. Lui all'inizio non mi amava, certo gli piacevo molto,
molto bella, intelligente, simpatica, insomma, avevo tutte quelle qualità che fanno della donna quell'essere straordinario che è tutte le donne. Però insomma non era amore da parte mia, sì, era una cosa, sai cosa vuol dire perdutamente innamorata? Non so se lei l'ha provato. L'ha provato? Ah, allora è un uomo fortunato anche lei. E poi finalmente, dopo tanto tempo, si è accorto che era me che amava, che era con me che voleva passare gli ultimi anni della sua vita, l'ultimo tempo che aveva da vivere e mi ha detto ce ne andiamo in America tu ed io.